Lui ha scelto di impostare tutto sul nuovo statuto. Io credo che sia più importante che lui ci dica se vuole costruire il nuovo ospedale di Padova o se ne vuole fare a meno. Lui ci deve dire che cosa vuol fare del Veneto fra 10 anni, quando forse non ci sarà neppure lui più a presiederlo, che succede tutto nella vita. Ecco, deve decidere che cosa fare di questa regione, non inseguire soltanto il consenso, ma glielo dico quasi con affetto, perché io voglio bene a qualcosa. Notate il che quasi, è la regione del Veneto dalla quale ho avuto tutto. Almost. Allora che rispondiamo all'amico Galan? Oh, è registrato, eh? Guardi, Più che registrare, io che devo fare? guardi, io direi questo, c'è un errore di fondo. Io non ho un'amministrazione che è mia, è di una maggioranza che è di Lega e di PDL. Sentendo questa intervista sembra che PDL sia sparita dall'amministrazione regionale, sia spariti anche i leghisti. E dopo io non faccio altri commenti, ho ben altre cose a cui pensare, c'è una regione che ha un sacco di problemi e avendo fatto il ministro so che anche il ministro ha un sacco di cose a cui pensare.